Buonasera amici Rugby House, ma che bella partita, che bel Rovigo che ha vinto contro il Calvisano guadagnando la vetta di questo campionato di eccellenza quando manca un turno al termine della regular season. 32-10, parleremo di questo match e ovviamente anche dei prossimi 3-4 turni, vedremo con i nostri ospiti. Roscoe McCann, ciao Ros, benvenuto. Buonasera a tutti. E dal Gazzettino Ivan Malfatto, bentornato Ivan. Ciao e buonasera a tutti. Sono passati tipo 6 mesi dalla tua prima alla seconda puntata quest'anno, però ci sei, questa è la cosa più importante. Sì, ci sono volentieri, ma avete avuto importanti ospiti giornalistici comunque, quindi... Diciamo che quando ci venite a trovare per noi è sempre un grande piacere. Ross, parliamo di questa bella vittoria contro Calvisano, 32-10, un Rovigo forse mai stato così efficace in tutta la stagione. Viene un po' dal un paio di altre partite che abbiamo guardato più vicinamente. Abbiamo guardato più... Continuo, poi capisco cosa volevi Guardato dire. un po' di più, Ok. che magari facciamo troppe cose complicate, cioè che alla fine non vengono alla frutta, quindi abbiamo cercato di semplificare Semplificare, certo. il nostro gioco e infatti si vedeva che andava molto meglio. Semplice e efficace quindi è. Cose semplici fatte con intensità e fatte bene, sì. Ecco, Ivan, un Rovigo che ci ha esaltato sabato scorso. Sì, forse esaltato è una parola eccessiva, perché ormai per le aspettative di Rovigo, per quanto mi riguarda, mi esalterò solo quando non si può dire, insomma. Però è un Rovigo che ci ha portato, a mio avviso, dopo tutto quello che era capitato, no, con l'esonero di Frati e il travaglio successivo, ci ha portato nell'esatta posizione dove eravamo l'anno scorso praticamente, battere Calvisano e sorpassarlo in classifica, conquistare il primo posto, dare una dimostrazione di superiorità. L'anno scorso l'avevamo data ancora maggiore perché avevamo vinto 44-10, se non sbaglio, segnando addirittura 5 o 6 mete, con un gioco anche molto più aroso e spumeggiante, però l'importante è, a mio avviso, essere tornati al livello dell'anno scorso. Da adesso in poi, come ogni anno, comincia un altro campionato, quello vero, dove ci sarà motivo di esaltarsi, speriamo. Quindi l'esaltazione arriva nelle prossime settimane, secondo Ivan, e ti do ragione, ovviamente forse non è stato l'approccio corretto che ho avuto, ma sai, quando vedi una partita del genere, soprattutto una voglia e un'attitudine tipicamente rodigina, il tifoso rosso-blu, voglio dire, si esalta. Primi sempre nei punti di incontro, grande voglia, collisioni sempre vincenti, è questo quello che al tifoso di Rovigo piace. Com'è cambiata un po' questa vostra attenzione, soprattutto in questi fondamentali? Un paio di partite, cioè anche partite vinte, cioè veniamo via non completamente soddisfatti, cioè possiamo essere soddisfatti con il risultato, ma un paio di partite magari andiamo via un pochino frustrati. Quindi guardandoli più vicino si poteva vedere, facciamo cose che magari troppo complicate o cose comunque che non stavano funzionando, sono stati tolti. Cerchiamo di fare le cose semplici fatte bene. Contro Calvisano è andato quasi tutto bene. Ecco Ivan, c'è da dire che dall'altra parte c'è un Calvisano che forse è troppo brutto per essere vero, no? Sì, condivido, è un Calvisano, a mio avviso, che come sempre quando gioca a Rovigo in regular season, lo dicono gli andamenti degli scontri diretti, patisce questo stadio perché ha sempre preso grosse imbarcate. Prima ti ho ricordato quella dell'anno scorso, ma anche l'anno poi in cui il Calvisano eliminò il Rovigo in semifinale con Pollarù, Rovigo vinse 44-3, mi ricordo. E anche negli anni in cui Calvisano era più forte di Rovigo, a Rovigo comunque pativa o addirittura perdeva, quindi questo dato di fondo esiste. Poi mi ha stupito un Calvisano molto poco
rispecchiante lo spirito del suo allenatore Massimo Brunello, che insomma, oltre che un ottimo allenatore è anche un motivatore, è anche uno che insomma la mette molto sull'aggressività. Mi ricordavo la partita dell'andata dove avevano dominato conquista, punti d'incontro, dove avevano a mio avviso anche vinto con un margine inferiore a quello che si meritavano. Invece questa volta sono stati abbastanza assenti, lui stesso ha detto che è stato sbagliato l'approccio, che è stato sbagliato, c'è stato un peccato di presunzione. Qualcuno maliziosamente dice che forse sia un po' nascosto Massimo anche in previsione poi della eventuale finale con Rovigo. Non so cosa ci sia di vero questo. C'è anche l'elemento che a loro mancavano i due giocatori di prima linea che danno insieme a Cavalieri in seconda l'impronta a questa squadra anche caratteriale oltre che di gioco, e quindi mettendo insieme tutte queste cose in effetti è stato un Calvisano al di sotto delle aspettative, ma questo non lo dico per sminuire la vittoria del Rovigo, lo dico come semplice constatazione. Sì, tu parlavi di Morelli e ovviamente di Costanzo, erano sostituiti da due giocatori che uno ha 20 anni e l'altro ne ha 19. Che sì, sono Riccioni a mio avviso è forte, è il Costanzo, io spero anche il Castrogiovanni del futuro, non a caso non l'hanno fatto andare in accademia, se lo sono portati a Calvisano, guarda caso. E Lus era anche questo un ottimo giocatore, forse mi dicono che sta rendendo meno di quello che rende Riccioni a Calvisano, però e anche Panico non era certo un giocatore giovane, però questa insomma è la scelta di rosa che ha fatto il Calvisano, quindi che siano giovani o che siano vecchi non è l'importante, anche perché con questi giocatori era arrivato a perdere una partita di un punto in tutta la stagione di campionato Calvisano. Con questi giocatori, so che aveva giocato titolare Riccioni, avevano distrutto la prima linea del Mogliano 2 settimane fa, quindi insomma evidentemente sono giocatori che sono ritenuti già all'altezza di un campionato come questo, insomma. Soprattutto fa pensare un po' noi, dire ok abbiamo vinto sabato, però da qui alla fine ce n'è, e se dovessimo in finale incontrare nuovamente Calvisano, molto probabilmente non sarà questo Calvisano. È una cosa di cui avete parlato anche voi? Magari sentito in giro, cioè di certo non nello spogliatoio, nel campo, magari più dove mangiamo, se andiamo a bere un caffè si sente che parlavano, no ma manca questo, manca quest'altro, ma per me comunque non mi importa. Voi vi siete goduti la vittoria, insomma, che era la cosa più importante. Sì. Ecco, non vogliamo sapere come, andiamo a vedere più che altro gli highlight della vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta contro Calvisano. Buongiorno amici di Rugby House, da Alberto Guerrini e da Antonio Romeo, buon pomeriggio e buon rugby a tutti. Sicuramente in settimana ci hanno lavorato e l'hanno sistemata, perché sai, una buona performance della Touche potrebbe essere veramente importante. Abbiamo visto un Rovigo molto volenteroso che ha giocato da diverse zone del campo senza aver paura di fronteggiare l'avversario russo. Abbiamo visto anche delle belle cose fatte dai ragazzi, anche se la squadra non era completamente titolare, però c'è stata molta voglia da parte di tutti di cercare di ribaltare il risultato, anche se la cosa non ha punti al piede, ma anche il gioco tattico. Vediamo un po'. Sulle bandierine, 3-3 Stefan Basson e si va. Bene Ruffolo, a largo una palla veloce del Rovigo, Giovaniker bravo Vaito, è andato a impattare. Ci siamo avanzanti, bene Perry, un po' in confusione la difesa di Calvisano, non si aspettava probabilmente questa carica verticale di Van Nicker che riusciva a prendere subito un buono spazio, poi ottimo Perry a recuperare un pallone e a portarlo avanti. Stiamo lavorando bene sul possesso, una buona distribuzione da parte del Rovigo che sta tirando la corda, nel senso che sta occupando tutto il campo fino alla linea laterale con Menon. C'è una superiorità, un 2 contro 1, andiamo con Menon, 5 metri in linea di meta, ci siamo, avevamo una buona superiorità, potevamo sfruttarla meglio, ma siamo ancora qui, siamo ancora qui. Alberto Ora prova Rodriguez a trovare la diagonale attorno al pacchetto di Mischia e poi c'è un vantaggio che l'arbitro Blessano. Le traiettorie, vediamo se Stefan riesce a centrare i pali. Sì, ci siamo. Questo calcio di punizione, l'estremo di Ceres ha provato tanto in settimana e mi pare che... palo! Altrimenti non avremmo avuto la possibilità
di avere un pallone da portare fuori in rimessa laterale per i piedi di Minozzi probabilmente. Rovigo ruba la palla, anche allenatore del Rovigo qualche stagione fa. Eccolo qua, hanno scelto una mediana rumena di valore internazionale e sicuramente sotto Raffaele Buscema stanno dando... Difficilmente le partite dell'ultimo turno potrebbero prevedere qualcos'altro. Intanto Rovigo vince pallone in touche molto bene, Bernini ancora protagonista di questo primo setup, poi Fratti affida a Rodriguez la gestione del pallone al piede, alla caccia del pallone. Attenzione, un'indecisione, dobbiamo approfittarne. Mamma vai mia, Dennis, vai in mezzo ai pali Jovan Nikerk. Grandissima pressione portata ancora una volta da Menon Majstorovic. Un estremo di belle speranze del Calvisano. Massimo Brunello mette una freccia e probabilmente cercheranno di muovere la palla. E adesso il proprio, eccolo qua, 100% oggi al piede Stefan Basson. Panico poteva anche perdere la palla, invece è riuscito a mantenere il possesso. Ancora Bernini per il Rovigo, sesta fase per i rossoblù. Guadagnati 2 metri con Momberg al largo, Rodriguez, Van Niekerk, raddoppio e arriva la botta di Menon. Mamma mia, sui 5 metri ricacciato indietro Menon. Marco Fratti detta i ritmi, gran placaggio su Jovan Nikerk che si stava lanciando in meta, ma siamo a 50 centimetri. Posizione Fratti, dove di solito lui punisce Calvisano. Vediamo l'arrembante difesa di Calvisano, ma Rovigo sta tenendo il possesso. Ora è una palla lenta Alberto, quindi qua dobbiamo ragionare con calma. Ci prova Boggiani se non sbaglio. No, non era Boggiani, comunque c'è un penalty che l'arbitro Blessano ha già chiamato per i rossoblù. Eccolo qua il tentativo di Boggiani, palla fuori, Rodriguez, calcettino, Majstorovic, schiacciala, eccola là! Vantaggio acquisito, meraviglia di Rodriguez. È un grande KO questo. Ale, 26 per la FMCZ Rovigo Delta. Siamo fiduciosi nel fatto che la difesa del Rovigo è stata veramente eccezionale prima e lo sarà, speriamo, anche adesso. Andreotti a 2 mani, pallone affidato al pack del Calvisano che supera la linea di meta e va in meta. Registro un ennesimo cambio da parte del Calvisano, è uscito Bergamo, la gestione del match è diventata molto l'appannaggio del Rovigo, di conseguenza c'è eccolo qua, veramente una delle migliori partite di Jovan Nikerk quest'anno. E andiamo. E voilà! Più nel secondo tempo rispetto alla prima frazione di gioco, pallone in corridoio, arriva ottima la spinta del pacco rossoblù e qui c'è un penalty. Speriamo di averci azzeccato, insomma sarà il meno del match di oggi. Intanto arriva un altro penalty. Su ogni pallone con grinta, con determinazione, siamo andati a mettere dubbi su tutte le sicurezze di Calvisano e abbiamo creato un grande problema. Ingenuità qui da parte di Alberto Chillon, ma poco male. Calvisano cerca di segnare un'altra meta, naturalmente. Ottima percussione ora. Prendetelo! E infatti il pallone viene recuperato. Butta la palla in spogliatoio Luciano Rodriguez. Quindi svanisce anche quest'ultima opportunità del Calvisano di marcare. Bentornati in studio. A scanso di equivoci, c'è da dire che il terzo tempo è stato ancora un legame con Rugby Gubbio che è venuto a trovare Rovigo, per cui insomma uno scambio che continua dopo la vostra sosta prima della Lazio in Umbria. Sono venuti loro a trovarci dopo questo big match con Calvisano, per cui un bel barbecue e una bella condivisione. Ottime notizie, insomma, anche a livello di gruppo. Mi sembra che il gruppo si stia rinsaldando e stia trovando molta fiducia, no? Con queste prestazioni e questa vittoria. Sì, però magari dopo questa partita ancora di più, che siamo più fiduciosi di noi stessi, che non faremo quel passaggio in più, teniamo la palla, facciamo altre fasi e tutto viene più facile dopo quello. Ecco, Ivan, allora, ovviamente siamo di fronte all'ultimo turno del campionato d'eccellenza per quanto riguarda la regular season. Bene o male la griglia è un po' definita.
Rovigo contro Mogliano, Petrarca e Calvisano. Cioè quest'ultima sfida che vede Rovigo impegnata sabato a Piacenza, in un Piacenza che in realtà non è ancora totalmente salvo, mancherebbe un punto. Tu però sei abbastanza sereno, nel senso che l'Aquila difficilmente farà i 5 punti a San Donato. No, sereno nel senso che il divario tra le due squadre, Rovigo e Piacenza, è notevole. Penso che anche se ci sarà un turnover, come penso sia giusto che ci sia, ma ci sarà l'approccio giusto, non dovrebbe esserci difficoltà eccessiva perlomeno a vincere, ecco. Però nel rugby non si può mai dire. Dall'altra parte l'Aquila dovrebbe vincere di 5 punti a San Donà, che è appena andato a vincere in casa delle Fiamme Oro. Credo che il Piacenza sia salvo anche se non dovesse fare il punto di bonus. Ecco, e entrando nello specifico della griglia playoff, Ivan, secondo te, insomma, semifinale meglio col Mogliano o sarebbe stato meglio col Petrarca? È un dibattito, secondo me, che non ha, c'è chi avrebbe preferito uno, chi l'altro. A me sarebbe piaciuto il Petrarca perché è una sfida unica per un discorso di pubblico, però poi avrei anche avuto magari paura dello spirito del Petrarca e della capacità di un allenatore come Cavinato di essere vincente nelle sfide da playoff. Dall'altra magari Mogliano non ha queste caratteristiche, però ha un tipo di gioco aperto, come anche nella semifinale di 2 anni fa, che se riesce a metterlo in moto ti può creare delle grosse difficoltà. Insomma, mi ricordo che abbiamo vinto tutte e 2 le partite 2 anni fa, però di pochi punti, e anche qui nell'arco della partita la qualificazione è cambiata, mi sembra 3 o 4 volte, no? A seconda del punteggio. Quindi sono 2 avversarie difficili entrambe, a mio avviso, da non sottovalutare, che Rovigo può battere, come ha dimostrato durante la stagione, ma dalla quale può anche perdere, soprattutto in una situazione di tipo mentale come sono i playoff, che Rovigo ha dimostrato di patire rispetto alla stagione regolare. Quindi massima attenzione e magari dopo, se Rovigo va in finale, magari trova il Petrarca in finale, quindi Certo, sarebbe... io mi aggancio a quello che stai dicendo, perché c'è da essere insomma anche abbastanza concreti, e Calvisano quest'anno ha sofferto un po' il Petrarca, perché ha perso l'andata, ha vinto il ritorno, ma non di così, con un gap così. No, è l'unica squadra che l'ha battuto il Petrarca insieme a Rovigo e il Calvisano quest'anno. Quindi se ci sarà il Petrarca con la coppia mediana, che a mio avviso fa fare un salto di qualità o comunque un innalzamento di livello importante alla squadra, può giocarsela. Ross, tu avevi qualche preferenza sull'avversario in semifinale? No. Nel senso che Petrarca, quali sono magari secondo te i punti che potrebbero darci fastidio? Mogliano, quali sarebbero le loro chiavi? Come dicevo Ivan, hanno la coppia dei mediani parecchi e pericolosi, mentre Mogliano, cioè di altre partite che ho giocato contro, hanno sempre dimostrato un gioco aperto che parecchie volte che hanno messo almeno in difficoltà, però fondamentalmente io non sono in controllo di quella roba lì, quindi non mi importa onestamente, cioè, parlo per me stesso, magari Quello che c'è. sì. Non sono in controllo, è bella come affermazione, nel senso io devo badare solo a me stesso. È un'affermazione molto anglosassone, credo che loro abbiano un modo anche proprio... Ma anche McDonaldiana forse, Sì, no? nel senso fa parte della lingua anglosassone, credo, questo tipo di locuzione, però dà molto bene l'idea delle cose di cui non sono in controllo, inutile che mi preoccupi perché non posso farci nulla. Però adesso hai fatto la battuta su Joe, questo tipo di mentalità è molto più vicino al credo di Joe McDonnell probabilmente rispetto a quello precedente. C'è un cambio, c'è stato, è inutile nascondersi, insomma. Magari come persona è un pochino più, cioè, duro sui giocatori o su certi allenamenti, ma cioè, non so cosa dirti, ho un po' paura se dico una cosa... No, ma non ci sta ascoltando nessuno, no. Quello che volevo dire, Ross, era principalmente che
l'attenzione è un po' più su di voi rispetto agli avversari. Questo Joe probabilmente ha spostato un po' questo tipo di equilibrio, nel senso che, se non ricordo male, ad inizio dell'era di Joe McDonnell si faceva molto meno video rispetto a Pippo Frati, si studiava molto meno l'avversario, si cercava di avere più attenzione sul proprio modo di giocare, sulle proprie qualità. Sì, magari adesso che mi hai ricordato, video sì, quasi nulla. E magari così, cioè, abbiamo più tempo, o almeno tagliamo fuori un paio di cose che magari guardi qualche situazione sui video che magari non succedono, oppure spendi troppa energia o concentrazione aspettando che una squadra giochi in una certa maniera e invece non la fanno. Quindi Ivan, questo cambio di mentalità fra i due allenatori è veramente lo yin e lo yang, il bianco e il nero su certi aspetti. Maggiore attenzione verso le proprie qualità, oppure tutte quelle qualità che ancora non si sa di avere, perché alla fine abbiamo trovato degli attributi in campo che era da anni che non vedevamo, insomma. Sì, forse io mi ricordo una semifinale vinta giocando meno bene del Mogliano, ma con più aggressività, dove queste qualità erano uscite anche 2 anni fa, quindi secondo me sarebbe fare un torto a Pippo Frati dire che queste qualità di aggressività e di rodiginità non c'erano. Sicuramente Pippo era uno che voleva avere in controllo tutto, e quindi video, avversari, giocate, chiamate, mi sembra di aver capito che era un po' il suo modo, è un po' il suo modo di allenare, mentre il modo di allenare di McDonnell è dare delle direttive e poi lasciare i giocatori anche scegliere giocate o strutture o come giocare in campo. Ecco, questo io credo sia la differenza, insomma. Mi sembra di capire che ci sono dei leader dentro, che Parker è uno di questi, che magari prendono delle decisioni nei 3/4, probabilmente Basson prende più decisioni di prima rispetto, e anche Lucio, e quindi questa più che altro vedo la differenza, una responsabilizzazione maggiore dei giocatori e una strutturazione magari meno complessa del gioco. Ad esempio in questa partita con Calvisano mi ha stupito molto anche la crescita della touche, non so se sia il calo del Calvisano, però abbiamo fatto meglio noi del Calvisano in touche, visto che è stato nell'arco di tutta questa seconda parte della gestione di McDonnell, è stato spesso un punto dolente la touche. Sono favorevolmente stupito da questo progresso e spero che si confermi. Un progresso quasi inaspettato, nel senso che abbiamo avuto dei problemi sia con Fiammeoro sia soprattutto con i russi probabilmente dotati anche fisicamente di centimetri fuori dalla norma per il nostro livello. Una touche, quella di Calvisano, che all'andata ci aveva sovrastato in tutto per tutto, qua siamo riusciti a trovare il nostro spazio e praticamente abbiamo sbagliato solo un lancio, per un lancio su un terzo blocco probabilmente errato, quindi ottime conferme anche da lì, con una mischia che diciamo se l'è abbastanza, esatto. A mio avviso si è equivalsa fino a quando c'è stato il cambio, e in questo caso le seconde scelte di Rovigo, no, Talifo e Balboni, che nelle partite precedenti o addirittura non entravano oppure dimostravano l'abbassamento del livello della mischia, in questo caso rispetto alla seconde scelte di Calvisano, che poi sarebbero le terze visto che erano fuori quei 2 di cui parlavamo prima, ha dato la mazzata finale, perché se non ricordo male abbiamo preso 4 o 5 calci consecutivi da quando c'è stato il cambio delle prime linee. Sicuramente un plus in più per l'economia del match. Si parla di conferme, per cui insomma con positività guardiamo le prossime settimane. Nel frattempo andiamo a vedere le news che arrivano dagli altri campi del campionato d'eccellenza. Ciao Andrea, ciao a tutti gli amici di Rugby House. Ultima di campionato, Lazio in campo contro il Viadana. Biancocelesti che in caso di vittoria potrebbero addirittura regalare il quinto posto alle Fiamme Oro, che hanno appunto qualche punto in più rispetto alla squadra di McKinley e compagni. Che dire di questa Lazio? Squadra, se vogliamo, rivelazione di questo campionato. Tutti si aspettavano una Lazio costretta ad una lotta per la retrocessione fortissima, addirittura c'era chi la dava già per retrocessa, e invece una salvezza
tranquilla, che ha fatto per qualche momento sperare anche a qualcosa di più. C'è stato un momento, lo ricordiamo, la Lazio è stata addirittura quinta in classifica sotto le quattro grandi di questo campionato. Di questo bisogna sicuramente dare merito ai giocatori, in primis ai ragazzi che hanno disputato sicuramente un ottimo campionato e hanno dato il 100% in ogni partita, trovando spesso delle motivazioni forti che andavano ben oltre quelle che potevano essere le qualità dei ragazzi, motivazioni che però venivano dall'ottimo lavoro svolto dalla coppia dei tecnici Coppeto e Pratichetti, bravissimi davvero. Carlo Pratichetti è una vecchia volpe, un grandissimo personaggio del rugby nazionale, e Delio Coppeto è un ragazzo, perché ricordiamo, per chi non lo sapesse, Delio è un ragazzo molto molto giovane ed è davvero molto molto preparato, e lo ha dimostrato. Lo hanno dimostrato tra l'altro come attraverso la crescita del gioco della Lazio, una Lazio che, se vogliamo, ha cominciato a giocare in maniera cinica e sicuramente efficace, una Lazio che non esprimeva un grandissimo gioco, ma che cercava appunto di più di non far giocare la squadra avversaria, soprattutto di sfruttare tutte quelle che erano le poche occasioni che aveva a disposizione, tra l'altro sfruttando il piede davvero ottimo dei suoi giocatori, in particolare nell'inizio anno di Calabro. Poi, con l'arrivo dei punti, con la progettualità, con la progettazione, scusate, quindi con la voglia di fare, è arrivata a proporre un gioco davvero molto interessante, sicuramente più vivo, sicuramente più vivace, fatto di tante fasi di gioco e non più basate esclusivamente sulla territorialità. Davvero un voto alto per questa Lazio in questo campionato. Vedremo cosa succederà nella prossima stagione. Che dire, qui da Roma il campionato è finito, adesso tocca a voi sul Veneto. Io non posso che ringraziarvi e salutarvi e darvi un arrivederci alla prossima stagione. Ciao! Il Petrarca incerottato si prepara a chiudere la stagione regolare, ospitando la Guizza al Mogliano. La sfida tra la terza e la quarta forza del campionato, che si giocherà al centro Geremia sabato alle 17:30, con diretta su Rai Sport 1, non avrà effetti sulla classifica. Su entrambi i fronti è previsto il ricorso al turnover, che per la squadra di Padova è fortemente condizionato dagli effetti collaterali dell'ultimo match vinto a Viadana, costato ai tuttoneri ben 4 infortuni. A pagare il prezzo maggiore è stato il tallonatore Delfino, che ha riportato la rottura di un crociato. Lo staff petrarchino è in apprensione anche per il centro Benettin, uscito per una problematica analoga, ma da chiarire con successivi esami a causa del gonfiore. Rientreranno in tempo per i play-off invece i mediani Nicora e Sua, che però sabato saranno tenuti a riposo da Cavinato. Per Mogliano ci sarà invece una motivazione speciale: salutare al meglio l'ultima partita di Alessandro Nori, 36 anni, protagonista dello scudetto 2012-2013. Ultima parte di Rugby House. La settimana rosso-blu ha vissuto un'emozione purtroppo negativa con la scomparsa di Neely Smith, l'allenatore della Stella, sudafricano. Purtroppo lunedì scorso è venuto a mancare in Sudafrica qualche giorno prima del suo 82esimo compleanno. Tu, Ivan, hai avuto la possibilità di conoscerlo personalmente, parlaci un po' insomma di questo Sì, io ho mentore. avuto la fortuna di conoscere Neely ai miei esordi giornalistici nel rugby, perché quando lui è arrivato nella stagione 86-87 io cominciavo a scrivere per una piccola rivista qui locale, e poi dall'anno dopo ho cominciato a scrivere anche per la Gazzetta dello Sport, soprattutto, che all'epoca aveva le pagine del Triveneto. Ero abbastanza intimorito da questi personaggi, perché sai, sentivi, tu così giovane cronista di provincia ti venivi a rapportare con un personaggio come Bota, che all'epoca era l'apertura più forte al mondo, Neely Smith, che aveva allenato e aveva giocato con gli Springboks, quindi non posso dire di avere maturato un rapporto di confidenza come magari poi ho maturato in seguito con altri, però mi ha sempre colpito la determinazione e l'attenzione e la concentrazione sulle cose da fare. Ho scritto anche sul pezzo che ho scritto appunto per commemorarlo sul Gazzettino. La parola che di lui mi ricordo sempre è concentramo, che era una traduzione di concentriamoci, credo, nel suo Afrikaans inglese, e lui ogni volta che parlava, faceva interviste, ci metteva sempre in mezzo questa parola, perché evidentemente la testa e la concentrazione veniva prima di qualsiasi tecnica
di mischia o di altro, e questo fa parte molto della cultura, a mio avviso, sudafricana del rugby, dove l'attenzione alla mischia e l'attenzione a tutti i dettagli che fai, un po' quello che ci ha dimostrato anche Monberg in questa partita e in queste partite, dove insomma da oggetto misterioso si sta trasformando in un leader, addirittura con la fascia del capitano. Ecco, in Nelly mi ricordavo questo tipo di cultura e di rugby di quegli anni. È una cosa che tu hai detto giustamente, un momento triste, ma secondo me è stata una settimana anche importante per la Rugby Rovigo, anche per i risultati che hanno ottenuto le giovanili, la vittoria nel torneo Milani dell'Under 16, il terzo successo dell'Under 18 nelle fasi nazionali, Under 16 che è nelle fasi nazionali anche questa, e volutamente sulla prima pagina del Gazzettino ho voluto unire la notizia bella della vittoria e la notizia triste della morte di Nelly, perché sembra quasi che ci sia un passaggio di consegne, no, fra chi, Nelly, Carvin James prima di lui e fino a Campice, a Macci Battaglini e i pionieri. In questa storia della Rugby Rovigo la cosa bella è che una persona se ne va, ma ha lasciato e ha seminato perché altre, no, in questo caso questi ragazzi delle giovanili, portino avanti questa storia, questa cosa affascinante, ecco. Abbiamo voluto rendere omaggio a Nelly in questo modo nel nostro giornale, perché pensavamo fosse la cosa più bella, più ancora che ricordare tutti i trionfi, la grandezza di quello che è stato come allenatore. Ecco, da un punto di vista tecnico ne abbiamo parlato con uno dei suoi pupilli, uno dei suoi giocatori che abbiamo intervistato per voi. Mi dispiace profondamente per la perdita di Nelly. I ricordi sono legati alla stagione di scudetto di Roma, ma anche quelle prima in cui lui ha creduto nella nostra squadra, credeva in quel gruppo di giovani che ci sono poi distinti e sono riusciti, con l'aiuto di giocatori più forti provenienti dal Sudafrica, a portare a Rovigo lo scudetto. A livello mentale ti portava a fare, secondo me è cambiato, perché ti portava a ripetere tante volte i meccanismi di gioco. Io mi ricordo soprattutto le mischie, era molto pignolo, molto preciso. Lui, se una cosa non era come voleva lui, te la faceva ripetere anche per ore. Ad alcune sere gli allenamenti duravano proprio solo specifico di mischia, anche 2 ore, 2 ore e mezza, perché dovevi arrivare alla perfezione che lui richiedeva. A livello umano mi ha lasciato un bel ricordo, perché era forte come carattere, ma non si è mai espresso con cattiveria, con grinta. Lui quello che doveva dirti te lo diceva sempre con molta calma, molta tranquillità, ti faceva sentire proprio a tuo agio. Era molto preciso, metodico, voleva ottenere il più possibile, e questo gli ha portato ad avere una certa confidenza dopo anche con il gioco, perché avere l'abitudine di ripetere un esercizio, di riuscire sempre a farlo e portarlo alla precisione, anche quando giocavi dopo ti veniva naturale di fare passaggi fatti bene, placaggi, ti insegnava, era proprio meticoloso su tutte queste specifiche di gioco. Mi ricordo che, perché io avevo giocato il primo tempo della finale a Roma, dopo ero in panchina con lui e lui ci credeva fino alla fine, era tranquillo, non era agitato, tanto diceva era tranquillo, pensava, lui credeva nella vittoria. Difatti dopo, quando ha visto la meta di Ravanelli, è esultato, dopo quando il fischio finale è corso in campo come un ragazzino proprio. Il rugby ha perso secondo me un pezzo importante, perché a Rovigo ha lasciato il segno, ha cambiato, ha dato una svolta al modo di giocare. Secondo me ha perso veramente un personaggio molto importante, di spicco e di livello. Tu prima, Ivan, hai imbeccato sul discorso dell'Aldo Milani e sicuramente è stato molto piacevole vedere tutti i ragazzi della prima squadra presenti alla 42esima edizione del torneo Aldo Milani. È stata una bella esperienza per voi vedere tutti questi ragazzi under 16 giocare, insomma, fa un po' specie, no? È un guardo al tuo passato tante volte. Sì, a parte che c'era un brutto tempo, infatti il campo un po' si è sofferto un pochino, però a parte quello è stato bello vederli. E cos'è che, quando guardi dei ragazzi giocare, che capita anche qui al campo 1, 2, quello che è, insomma, cosa ti viene, che emozione ti dà?
quando giocano bene Rovigo, o comunque il fatto che sono riusciti ad arrivare in finale e vincere, è stato bello quello. E se lo devi paragonare alla tua crescita in Scozia, a parte il brutto tempo che magari ti ricordava un po' la tua Scozia. Sì, sì, mi fa pensare, sì, questi erano gli Under 16. Sì. Sì, mi fa pensare a cioè, come quando iniziavo a giocare rugby, giocare per la provincia, andare avanti così, cioè Avresti mai far ricordare pensato tutto di quello. finire in Italia? No, non per 9 anni o quasi 10 diciamo. Beh, ma nel futuro dell'Oscar McCann cosa c'è? Che Ivan voleva sapere questo. Forse in questi giorni si saprà un pochino di più. Cosa sai tu, Ivan? Cosa sai? No, non so niente, insomma. Ho sentito delle voci di Calvisano che sarebbe interessata a lui, però sono voci, chiacchiere. Poi però adesso stanno troppo bene a Rovigo, Ivan. Stanno troppo bene a Rovigo, forza. Dopo una vittoria come quella di sabato, poi con questa primavera rosso-blu di cui facciamo sempre cenno, ma è così, insomma, quando c'è il sole, quando vedi la gente viene allo stadio, inizi a vedere, è incredibile, vieni in giro per la città, vinci la partita, inizi a vedere la maglietta del club, la sciarpa del club, il bersagliotto che spunta sulle macchine, è contagioso. Non so se loro l'hanno sentito, ma io ho avuto la percezione di una maggiore vivacità dei tifosi anche, ho sentito il coro su Momberg, ho sentito altri momenti di tifo che magari nelle partite precedenti, anche perché c'erano meno spettatori, si sentiva meno. C'è stato quasi uno scatto a mio avviso forse neanche nel derby col Petrarca, non so se ci fosse stato un calore come quello di questa partita, probabilmente perché era importante per la conquista del primo posto, la rivalità con Calvisano, il ritorno di Massimo Brunello, tutta una serie di motivi, però è una sorta di pre-playoff abbiamo vissuto dal punto di vista del pubblico. C'è la sensazione che sia una stagione diesel, nel senso che non dico work in progress, però adesso tu menzionavi il 44 a 10 l'anno scorso, però se ti ricordi a fine maggio mi hai detto ma forse sei andati in forma troppo presto, forse le abbiamo sparate un po' troppo presto, adesso è la sensazione che hai ancora dei margini di miglioramento, è il vostro stesso punto di vista? Prego. Si può ancora migliorare, questo è il concetto. Sì, assolutamente. Non potrei mai pensare che abbiamo dato tutto l'inizio per magari per cadere a pezzi adesso, però rispetto all'anno scorso però, quando è stata vinta la partita con Calvisano, sembra quasi si sia raggiunto il top, no? Mentre adesso dici ho vinto bene, ma ho ancora da fare, posso ancora dar molto. O è una sensazione più da spettatore rispetto a voi? credo di sì, che è più una sensazione cioè vostra. Io mi trovo magari da dentro, anche se vinciamo bene, ci sarà sempre dei momenti o dei momenti in campo che puoi andare via a pensare cosa è successo, cosa ho sbagliato lì, cioè nessuno veramente farà una partita perfetta, quindi se tu dici che ma l'anno scorso abbiamo vinto molto meglio, eravamo Al top sì, abbiamo aggiunto. ma anche lì si poteva migliorare, quindi Io non so se sia il discorso che dici tu, quello che io ricordo dell'anno scorso è che abbiamo vissuto 2 mesi di rugby spettacolare, certo, con tante mete, con vittorie importanti anche numericamente contro poi le avversarie playoff, come da anni credo non si vedeva a Rovigo. E quindi sembrava impossibile, insomma, perdere poi quel livello di gioco, e invece poi abbiamo visto che nei playoff abbiamo vinto in maniera un po' più difficoltosa contro le Fiamme Oro, e poi nella partita che dovevamo vincere, insomma, cadevano i palloni, è successo tutto quello che sappiamo. Questa volta non abbiamo visto questo tipo di gioco né nella prima fase della stagione, o meglio è stata anche uno dei motivi per cui poi si è detto no, che è stato esonerato Frati.
e nemmeno nella seconda parte, insomma, perché il tipo di gioco, il tipo di approccio che ha McDonnell abbiamo sentito che è diverso. Quindi non c'è questa sensazione di dominio, di pienezza, di bellezza anche della scorsa stagione, e quindi forse per questo pensiamo che si possa migliorare, o comunque pensiamo di non avere raggiunto il top. A mio avviso è questa la differenza. Il meglio deve ancora venire, no? Questo è quello che ci aspetta e quello che vorremmo un po' tutti. Siamo giunti al termine della puntata di oggi. Fra 2 giorni Rovigo è impegnato per l'ultima giornata di regular season a Piacenza e poi partiranno ovviamente i playoff con molto probabilmente la prima partita a Mogliano e il ritorno il 21 in casa con Rovigo, e lì ci fermiamo perché dopo insomma vedremo come andrà a finire. Grazie Ross per essere stato con noi. Grazie a te. Grazie Ivan. Grazie a voi e buonasera a tutti. Buona serata e tutti a Piacenza sabato ovviamente.